bandiera è quella? È la domanda che mi fanno tutti quelli che entrano a casa mia da quando vivo all'estero. Più che una bandiera, io la definirei un simbolo. Anche se qualcuno poi mi dirà che il significato di simbolo è già intrinseco a quello di bandiera. È il simbolo di tutti i sardi. Ma è sempre stato così? In realtà no. Per quanto infatti varie fantasiose teorie abbiano provato negli anni ad attribuire un'origine autoctona alla nostra bandiera, sappiamo grazie ai numerosi studiosi sardi che in realtà l'origine dello stemma dei quattro mori è catalano-aragonese. La prima apparizione dei quattro mori la troviamo infatti nel 1281, nei sigilli della Corona d'Aragona sotto il regno di Pietro il Grande. Possiamo dire che sia lui il creatore dello stemma, il quale voleva rappresentare la ritrovata unione della Corona d'Aragona, con i quattro stati protagonisti della riconquista contro gli arabi, che erano Aragona, Catalogna, Maiorca e Valencia. Da qui i mori, uno per territorio. Resta da capire come, quando e perché cominciarono ad essere associati alla Sardegna. Il passaggio chiave arriva sicuramente nel 1297, quando il Papa Bonifacio VIII inventa il Regno di Sardegna e lo concede alla Corona d'Aragona, che tuttavia fatica e non poco prima di riuscire ad annettere di fatto e non solo nominalmente il Regno di Sardegna ai propri domini. Più precisamente si può considerare completata la conquista aragonese dell'isola nel 1479, con la vittoria nella battaglia di Macomer, dopo una lunga ed estenuante battaglia contro il giudicato d'Arborea, ultimo stato sardo indipendente ad arrendersi agli invasori. E qui, è in questo periodo storico, che, secondo Francisco Zedda, i catalano-aragonesi intrapresero la battaglia portando con loro, tra gli altri, anche il gonfalone dei quattro mori. C'è però da dire che altri studiosi, come ad esempio Lucia D'Arienzo, non confermano questa tesi. Pare infatti che quello stemma non fosse gradito ai catalani, affezionati ai loro pali e contrari all'utilizzo dei quattro mori, che dunque per secoli appariranno solo come sigilli nei documenti reali. Ciò che sappiamo con certezza e su cui tutti gli storici, tutti gli studiosi concordano, è che i sardi durante quell'ultimo secolo di lotta giudicale si riconoscevano unicamente sotto la bandiera arborense, quella con l'albero sradicato, simbolo del giudicato d'Arborea. Conclusa la conquista catalano-aragonese, non abbiamo testimonianze sull'uso dei quattro mori in Sardegna fino al 1590, quando per la prima volta appaiono in un documento chiamato in catalano Capitol de Col d'Estament Militar de Sardegna, come emblema istituzionale rappresentante il Parlamento sardo. I mori qui sono raffigurati con la benda sulla fronte. Nel frattempo, qualche anno prima, dopo il matrimonio di Isabella di Castiglia con Ferdinando d'Aragona, era nata la Spagna e i quattro mori non avevano trovato spazio nella bandiera del neonato regno. E dunque, in questi anni che gli aragonesi, risentiti per la maggiore importanza riservata alla parte catalana durante la scelta dello stemma, che si inventano una leggenda legata alla battaglia di Alcoraz del 1096, per giustificarne un'origine autoctona e puramente aragonese. Tutt'oggi i quattro mori appaiono infatti nel vessillo della bandiera della comunità autonoma d'Aragona, che condivide quindi con noi lo stesso simbolo. Ma torniamo a noi. È quindi da fine 500 che i quattro mori iniziano ad essere associati con continuità al Regno di Sardegna, rimanendo però sempre in ambito istituzionale. Tolta infatti qualche richiesta di maggiore autonomia nel periodo iberico, quando alcuni sardi manifestarono, brandendo i quattro mori contro il centralismo spagnolo, l'emblema rimase assolutamente slegato dal popolo, che o non aveva idea dell'esistenza di questo simbolo addirittura, o semplicemente non ci si riconosceva. È emblematico è sicuramente il caso della Sarda Rivoluzione del 1794, guidata da Giovanni Maria Angioy. Facendo un piccolo passo indietro, infatti, registriamo l'arrivo in Sardegna dei piemontesi e l'annessione del Regno di Sardegna ai domini della famiglia Savoia nel 1720.
I regnanti piemontesi continuano ad utilizzare il simbolo, ad utilizzare i quattro mori, seppur con il peccato di rappresentarlo sempre più volte con le bende sugli occhi, per errori di riproduzione tipografica, associandolo indissolubilmente al loro dominio in terra sarda. È per questo motivo che i rivoluzionari sardi non si sognano neanche lontanamente di sventolare bandiere riportanti i quattro muri, che invece rappresentano pienamente il nemico piemontese. Durante la sarda rivoluzione compaiono al massimo bandiere francesi, a cui Angioi e compagni si ispirano dopo la recente rivoluzione illuminista in Francia. Non è da escludere quindi che in caso di vittoria contro i Sabaudi e dunque di una potenziale nascita di una Repubblica di Sardegna, ora la nostra bandiera sarebbe un tricolore, come tanto andava di moda al tempo. I Savoia, tuttavia, come ben sappiamo, ebbero la meglio e i quattro mori continuarono ad essere utilizzati sull'isola. Anzi, i Sabaudi ampliarono il loro utilizzo anche a più ambiti, come per esempio quello militare. Nel 1814 viene istituita la Marina del Regno di Sardegna, che ha nel suo emblema la nostra attuale bandiera. A questo punto è chiaro che fino alla nascita del Regno d'Italia nel 1861 i quattro mori non sono praticamente mai stati un simbolo del popolo, ma sempre un emblema del potere. Ma arrivando ai giorni nostri, la domanda a questo punto sorge spontanea. Come hanno fatto i quattro mori a diventare quel simbolo, l'unico probabilmente, che unisce realmente tutti i sardi e sotto cui tutti i sardi, dai più patriottici ai meno interessati alla causa isolana, si riconoscono? Dobbiamo cercare tra gli archivi storici di inizio Novecento. È a inizio del secolo scorso, infatti, che i sardi scoprirono il fenomeno dell'immigrazione verso la penisola italiana, percependo per la prima volta la necessità di identificarsi in un simbolo. E scelsero quello che prima era emblema araldico di un regno, trasformandolo in una vera e propria bandiera. Le prime occasioni più ghiotte di diffusione furono nello sport. Nel 1904 l'Amsicora Cagliari andò a Firenze per un concorso internazionale di ginnastica e idem altre squadre di ginnastica come la Iolao di Iglesias nel 1907 a Venezia e l'Eleonora d'Arborea nel 1913 ugualmente però in Francia, portando con loro la bandiera dei quattro mori sul petto. Il Cagliari Calcio allo stesso modo lo mise sulle maglie nel 1928 in occasione del primo campionato disputato fuori Sardegna e non se lo tolse più. Ma non solo sport, anche nelle fiere o nelle riunioni dei sardi immigrati, come ad esempio l'Associazione dei Sardi a Roma, che tenne un convegno nel 14, in cui Grazia Deledda faceva parte del comitato, divennero occasioni per i sardi di identificarsi con quello stemma. Nel 21 del secolo scorso nacque il Partito Sardo d'Azione, il primo partito di massa sardo, che scelse proprio i quattro mori come simbolo, seppur con le bende erroneamente sugli occhi. Il resto è storia recente. Nel 1952 il simbolo, con l'errore della benda sugli occhi, torna ad essere istituzionale, diventando l'emblema della neonata Regione Sardegna. E nel 99 diventa ufficialmente la bandiera della Sardegna, seppur con una discussa scelta politica di ruotare lo sguardo dei Mori verso Oriente. Nel mezzo uno sdoganamento come simbolo di popolo, di sardità, arrivando ai giorni nostri, quando ogni sardo che va fuori dalla Sardegna lo porta con sé, dai concerti agli eventi sportivi, dal Polo Sud fino a me, che vi racconto questa storia lunga 700 anni dalla mia stanza in Danimarca.